Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Amiche e amici di 131, ben ritrovati, nuovo venerdì, nuovo appuntamento con Aperitorres, il nostro aperitivo in salsa rosso-blu alla vigilia della delicatissima, come sempre ormai è da mesi che ci ripetiamo in questo preambolo di trasmissione per quanto riguarda la Torres che è attesa dalla trasferta appunto di Ravenna ed è in qualche modo una volta della stagione perché in panchina siederà Marco Sanna, è stato esonerato dopo la sconfitta interna contro il Carpi Michele Pazienza, un esonero chiesto diciamo a gran voce dalla piazza da settimane, forse da un mese e più, alla fine è arrivato Torres che però ancora deve un po' capire che misure prendere verso un campionato che corre, non c'è un'alternativa, un piano B pronto in panchina e quindi Marco Sanna proverà a guidare i suoi appunto nella trasferta di Ravenna per provare a rialzare una Torres che ricordiamo non vince dalla prima giornata del girone B di Serie C. Ci facciamo questi 15 minuti non in compagnia solo di Roberto Pinna ma anche di quel bell'uomo di Andrea Olmeo. Ciao Andrea, ben ritrovato. Buonasera, grazie per il bell'uomo ma anche per il quel. Vero? Sei simpatico, teniamo per quello. Esatto, assolutamente. Allora, mi piace questo clima croccante perché ormai da settimane pensiamo sempre che non si possa andare peggio, invece la squadra va peggio in un modo o nell'altro, caro il mio Andrea. È arrivata un'altra sconfitta sotto il diluvio, come vediamo nelle immagini, esatto. contro il Carpi, che è costata appunto la panchina a Michele Pazienza. Insomma, esonero che era atteso, era nell'aria per i risultati che purtroppo non sono arrivati, non tanto non solo per quello che non è riuscito a dare il tecnico appunto pugliese alla squadra rossoblu. Momento molto complicato, Andre, società che si è chiusa, come spesso accade quando le cose vanno male, perlomeno come spesso è accaduto sta gestione a Binsula, in un silenzio. Torres che è piombata, lo vediamo anche dalla classifica, al penultimo posto. Peggio ha fatto solo il Rimini, anche se poi se diamo i punti che va fatto il Rimini, esclusa la penalizzazione, la Torres sarebbe la squadra peggiore del campionato, quindi ultima, visto che anche il Perugia è tornato a vincere. Analizziamolo un po' questo momento, Andre. Tanta difficoltà, tanto silenzio e forse anche tanta indecisione, tanta insicurezza su quello che sarà il futuro. Sì, assolutamente, non è, come hai detto tu, non è un momento semplice, anche perché si vede dal fatto che ancora il nuovo allenatore non è stato annunciato. Marco Sanna è stato annunciato, passami il termine, come temporaneamente tecnico dei rossoblù e Marco Sanna siederà in panchina domani. È un momento difficile, però allo stesso tempo
è un momento che lascia un po' di curiosità, anche perché c'è curiosità di vedere come la Torres reagirà al cambio di panchina, anche perché Sassari questa settimana ha regalato un po' di cambi di panchina, l'abbiamo visto anche con la Dinamo. Sì. Che Tra un po' anche la Raimond ci sta pensando il nostro amico Giordo, visto che i risultati un po' stanno mancando. È Esatto, un'annata che no, fa così. assolutamente. Soprattutto mi aspetto di vedere quel sorriso, ecco, che ha ritrovato la Dinamo, mi aspetto di rivederlo anche nella Torres in campo, vederla un attimino con un volto diverso, con un'aria diversa, non dico con spensieratezza, però forse forse responsabilizzata di più. Poi non so, tu cosa ti aspetti sotto l'aspetto emotivo, mentale, ecco, dopo questa settimana così caliente? Sì, prima è caliente, perché tu giustamente sei un latino dentro, quindi ci sta, ogni tanto ti Esatto. concedo. No, prima ti leggo anche un paio di commenti, ti chiedo se riesci a metterli in sovrapposizione, Sì, quello di Mario Pilo che dice bisogna fare rientrare Liviero in questo momento che manca Zecca. Sì, detto che poi Mario Liviero gioca dall'altra parte, per carità gioca a sinistra, però sono d'accordo nella concezione, cioè è un momento in cui servono tutti, vedere Liviero andare, perché noi viviamo a Sassari, quindi lo vediamo, andare in biciclettina da via Roma al campo ad allenarsi, fare un paio di giri di campo, tornare a casina è un po' strano, anche perché uno dei giocatori che comunque guadagna in questa squadra è un giocatore tecnico, sicuramente gli si può dire tutto quello che si vuole a Matteo Liviero, però io non vedo come possa non essere un giocatore che giochi in questa Torres Liviero, sinceramente. Quindi assolutamente. è una delle scelte che al 7 di novembre, Mario, viene difficile capire. Quindi sono d'accordo con te. Poi Gavino dice non sarà facile anche per Marco Sanna fare punti a Ravenna, sarà molto duro. Ricordiamo tra l'altro Ravenna, abbiamo visto prima la classifica, squadra rivelazione, tra virgolette, perché poi che fosse una squadra di grande ambizione lo si è sempre saputo, proprio che la neopromossa è lì che se la sta in qualche modo giocando con l'Arezzo, al momento è l'unica forse che riesce a tallonare lo squadrone aretino, vedremo fino a dove resisterà sulla carta, per il momento e per la mentalità delle due squadre, spero anche che ha, no, un punto di qualità rispetto all'ultimo posto, vedremo se domani la dimostrerà, invece Mauro dice chiaro però vuole vedere la reazione dei calciatori ora con Marco Sanna, poi si vedrà. Ecco, ho fatto tutto questo preambolo per poi rispondere alla tua domanda. Sono molto curioso di vedere quello che daranno i calciatori, perché non c'è neanche l'alibi del nuovo tecnico che ancora devi un po' capire, no? C'è questa sorta di limbo in cui la responsabilità massima, se domani perde Marco Sanna a Ravenna, la colpa non può essere di Marco Sanna, ok? Quindi i giocatori sono super mega responsabilizzati per provare almeno a fare una prestazione. Per dire contro il Carpi la prestazione c'è stata, ok? È anche vero poi che però se non riesci neanche a fare punti quando un minimo giochi meglio, è da capire quando riesci a fare punti. Io credo che Pazienza avesse tante colpe, soprattutto dal punto di vista delle scelte, perché secondo me ci ha messo poco ad arrivare alla formazione con la doppia Sì. centravanti, ad alcune idee tattiche. È una Torres che non ha mai fatto gioco, è inutile. I risultati arrivano se c'è gioco, altrimenti non arrivano. Quindi ha le sue colpe. Però credo che anche molti giocatori abbiano tante responsabilità, quindi sono curioso di vedere quella che sarà la risposta dei giocatori stessi domani a Ravenna. Poi c'è il commento di Manuel che magari lo leggiamo dopo, perché Manuel non ce ne dimentichiamo, però è uno dei temi. Sapete che noi in Aperitorres abbiamo 3 temi, subito partiremo col primo, però Manuel, senza spoilerarti nulla, quello di cui parli tu è uno dei temi, quindi ne parliamo tra qualche minuto. Andiamo subito, no? L'abbiamo già citato più volte, Marco Sanna è ovviamente il tema principale di questa trasferta dei rossoblù, primo tema in assoluto di questa puntata. Andre, parto facendo una mia considerazione. Chiaro che è un rimpiego, perché comunque si era il tecnico della primavera, senza niente dire contro Marco, che tra l'altro è un amico del 131, Assolutamente. lo conosciamo benissimo, l'abbiamo seguito in questi anni, è già stato alla Torres, è un combattente, è uno, e gliel'ho anche detto di persona più volte, che spesso ha accettato progetti che solo Marco Sanna poteva accettare, soprattutto in Serie D, cioè progetti dove non si sapeva bene se la società sarebbe arrivata a fine mese, per capirci, e lo ha sempre fatto con massima serietà. E la professionalità di Marco Sanna è un qualcosa
su cui la Torres potrà sempre fare affidamento, perché lo ha dimostrato negli anni accettando anche situazioni più complicate di quella di quest'anno, sempre in rosso-blu. Quindi da questo punto di vista non si può dire niente a Marco Sanna. Io credo che lui abbia provato a rimettere un pochino più di serenità, ma secondo me anche un pochino più di responsabilità nei giocatori. Mi spiego. L'anno scorso si diceva tanto che Greco lasciasse troppo fare, ok? No? Cioè che ci fosse questa sorta di autogestione, di Scotto e D'Ametto, che era arrivata a un punto a livello di chiacchiericcio, di voci, poi nessuno di noi ha vissuto ogni giorno lo spogliatoio rosso-blu, per dire, per me è sempre rimasto un chiacchiericcio, perché poi una squadra che arriva seconda, terza, è vero che poi ha cannato nei playoff la partita più importante, però una squadra che fa quei risultati non è solo una questione di un giocatore che decide o altro, no, è che c'è un equilibrio, un'alchimia giusta. Chi ha seguito la Dinamo di Pozzecco, noi per fortuna abbiamo avuto anche la fortuna di seguirla in trasferta andando alla finale di Coppa Vinta, quello spogliatoio, ma così come era stato lo spogliatoio di Sacchetti, era una polveriera, nel senso che la gente pensava a tutto tranne che essere professionista, però un attimo prima di entrare in campo, switch mentale, e si giocava bene. Ecco, l'attore secondo me dell'anno scorso rifletteva un po' quello. C'erano alcune briglie sciolte, maglie larghe, ok, non so come definirle, però comunque nell'insieme tutto funzionava. Secondo me se tutto funziona non c'è un problema. Fondamentalmente è come se uno a lavoro, è vero, magari arriva sempre 10 minuti dopo, però poi porta a casa più profitti di un altro che arriva alle 9 e va via all'1. Secondo me chi è il proprietario o comunque l'imprenditore, molto difficilmente mandare via quello che arriva a 10 minuti in ritardo, ok? Punto. Quindi secondo me Marco Sanna proverà a ridare un pochino più di peso ad alcuni giocatori fondamentali che con pazienza secondo me hanno avuto meno responsabilità o meno voce, ok? Penso Sì. di te, penso a Mastino, vabbè non l'ha avuto pazienza, quindi è stato sfortunato con Certo. Antonelli, insomma giocatori che in qualche modo piacciono o non piacciono, io so che magari ad alcuni tifosi questi discorsi non piacciono e ci sta, però è una situazione tale che le devi provare un po' tutte. Marco Sanna secondo me può essere quel gestore lì, ecco, più gestore di pazienza da questo punto di vista. Detto questo, Marco Sanna è stato un allenatore secondo me che ha un credito con la sfortuna enorme, cioè lui deve ogni tanto qualcosa gli dovrà tornare. Spero che gli torni quest'anno con la Torre, cioè della serie che ha pescato la chiamata giusta, magari domani vince a Ravenna e va a giocarsi le sue chance. Poi facciamo discorso del futuro in panchina, però sto parlando di Marco Sanna, non della scelta giusta o sbagliata del club. Marco è una bravissima persona, si merita anche di avere una chance in C, poi dimostrerà al campo se la società ha sbagliato anche a lasciarlo una settimana oppure ci ha visto bene, a provare a rimettere i cocci con Marco Sanna per poi scegliere un altro allenatore. Sì, no, assolutamente, hai fatto un discorso su cui c'è veramente poco da aggiungere, l'ha descritto perfettamente, però mi allaccio anche al fatto magari di come si debba lavorare in questo momento, di come secondo me ovviamente, che non sono un allenatore, non sono uno psicologo, ma sono solo uno che vede appunto partite e prova a dare il suo pensiero, la sua opinione. Secondo me questa squadra fondamentalmente basta poco per trovare la scossa, secondo me basta solamente un clima diverso, magari non dico proprio leggerezza, però quella spensieratezza, quel clima un attimino più disteso anche durante gli allenamenti, anche in campo, anche magari nel modo di vivere proprio la settimana, che secondo me li fa tornare a divertire, ma soprattutto serve anche un allenatore che sia capace anche di leggere i momenti della gara. Marco è stato un uomo di campo, allenatore da diverso tempo, ha lavorato con i giovani, lo sta facendo perché comunque è allenatore della primavera, e in questo senso secondo me la lettura della gara unita magari al supporto di chi siederà in panchina a fianco a lui come membro dello staff può essere assolutamente una chiave importante, ecco, perché per le qualità che ha la Torres abbiamo detto 3000 volte che non merita quella posizione lì, però secondo me c'è proprio quel piccolo scattino, quel piccolo innesto che serve da fare da un punto di vista mentale che ti può far svoltare un attimino il momento e risalire piano. Poi, ovviamente, quando noi diciamo la Torres non merita quella posizione lì, non parliamo dei risultati, perché a livello di risultati la Torres merita l'ultimo posto, neanche il penultimo, ok? Ma anche di prestazioni fatte, assolutamente. Non ci sono state prestazioni, quindi non è perché poi so già, Andre, che tutti si appigliano alle virgole. Esatto.
quello che diciamo. Si intende a livello di ambizioni e di risultati avuti gli anni scorsi. Ci sono un po' di commenti che leggerei prima di andare al secondo tema. Traccada dice: speriamo che la Torres faccia come la Dinamo. Beh, la Dinamo in queste 2 partite con Oldoini in attesa che sabato contro Venezia, Mrsic, non riesco a pronunciarlo bene, però mi scuserete, prenda la guida dei bianco-blu, ha dimostrato che a volte quella scossa col cambio in panchina è necessaria. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Poi Sassarese Medio dice: secondo me per l'annata che è non ha nemmeno senso prendere un altro allenatore di categoria, a noi interessa salvarci e Marco può essere l'ultima scelta piuttosto di prendere qualcuno che non conosce l'ambiente Torres. Invece Giambattista dice: quest'anno è mancato Scotto e la personalità di Scotto, che è arrivato non è riuscito a capire il valore della maglia. Non è un commento banale, perché Assolutamente. sono d'accordo, è tanto stato criticato Scotto quando nell'ultimo periodo da alcuni della piazza, poi è andato via e ti sei accorto che forse leader ce n'erano pochi all'interno di questo spogliatoio. Poi magari bisognava convincere Scotto ad essere un leader con meno presenze, non lo so, ma per come sta giocando l'attacco quest'anno, secondo me Scotto giocava titolare in ciabatte, però queste sono considerazioni di Roberto Pinna. Mauro chiede anche se Alfonso Greco non può tornare, ve l'abbiamo scritto anche in settimana, non è stato contattato. Qualcuno, da quello che arriva a me, ci ha anche pensato a richiamare Alfonso, però gran parte della dirigenza non è propensa a almeno per il momento, a un Alfonso bis. Ricordiamo che Alfonso Greco è ancora sotto contratto con i rossoblù perché c'è stata, diciamo, un accordo tra le parti di smettere per Greco di essere allenatore, ma non a livello contrattuale, solo a livello di scelte tecniche. È una roba un po' strana, però la Torres in questi anni ci ha abituato alle cose un po' strane dal punto di vista dei comunicati. Bene, siccome siamo lunghi e poi c'è anche ovviamente la diretta del Cagliari e Francesco Aresu con i suoi 80 anni avrà già cenato e se ci colleghiamo troppo tardi lo troviamo col plaid, visto che oggi piove, c'è andiamo verso il Sassarese Medio dice Alfonso Trisse, ha ragione, perché di base è già stato esonerato una volta ed è tornato salvando i rossoblù. Allora, ma c'è un piano B? Andre, questo è un po' il tema. Perché? Mi spiego peggio. Di fatto Michele Pazienza purtroppo con la Torres non ha avuto l'impatto sperato dopo un inizio buono. Sono passate non solo settimane ma mesi, perché da fine agosto all'esonero del 2 novembre sono passati mesi. La società è vero che aveva sposato in pieno quel progetto, però è anche vero che ha avuto tanto tempo per pensare perlomeno a un piano B. Ora, io non voglio fare l'ipocrita e dire che quando uno crede in qualcosa nel calcio non ragiona mai sull'eventualità che, perché non è così. Cioè, noi siamo abituati a raccontare squadre di calcio, ma di sport in generale, quando le cose non vanno bene, il club, anche se ha piena fiducia nell'allenatore, un po' si guarda intorno. È sempre successo e sempre succederà. Capire chi c'è libero, sondare un po' il terreno, magari non direttamente con l'allenatore, ma col suo entourage, per capire se potrebbe essere interessato a... chiaro che farlo dopo 2 sconfitte è un gioco che non ne vale la candela perché sfiduci troppo presto il tuo, ma dopo 2 mesi in cui di fatto perdi sempre e ogni tanto la pareggi e per 8 turni non segni, farsi trovare in qualche modo impreparati o dare quell'impressione, perché questo ha dato l'impressione alla Torres, no? Questa settimana, di essere impreparata all'esonero di Pazienza, che è un qualcosa inspiegabile da fuori, perché uno dice, beh, i risultati ti hanno dato tutto il tempo per pensare a un piano B. Io credo che ci sia molta difficoltà proprio nella scelta, che è stata una scelta sofferta, e capisco anche, no, che quando tu spingi tanto su un progetto, poi quel progetto non va, comunque hai poi paura di sbagliare di nuovo. Però è anche vero che secondo me in questa settimana serviva un messaggio forte del club. Poi si poteva anche rimanere con Marco Sanna a Ravenna. Non ti dico che per forza il messaggio forte lo mandi prendendo domani un allenatore da serie B, però magari una parola di Udassi, una parola di Colombino a sto punto non lo so, perché Colombino secondo me rischia anche lui, ok? Perché comunque un direttore sportivo in questi casi rischia sempre. Però io una figura che si presentasse in sala stampa e mi dicesse per adesso andiamo avanti con Marco Sanna, però questo è il piano, abbiamo deciso di abbandonare il minutaggio, per dire, ce l'ha detto Pazienza, raccontandoci la fiducia del club e 10 minuti dopo è stato esonerato. Esatto. Viene difficile, no?
capire qual è la direzione del club. Non lo so come. Anche perché ritorniamo sempre al solito discorso che non si capisce verso che strada si sta andando fondamentalmente, perché si sta vivendo per quello che può magari vedere appunto un tifoso o qualcuno che segue la squadra, si sta andando appunto verso una strada che non si conosce, ecco, perché qualcuno vuole sapere perché magari si siede Marco Sanna in panchina, oppure magari se il club ha deciso di vedere come va questa settimana con Marco Sanna per poi magari dargli fiducia in base al tipo di prestazione che offre la Torres e tutto, ma anche il perché si è arrivati alla decisione dell'esonero, sebbene non sia difficile capirlo e pensarlo, però in questo senso, ecco, questo andare avanti nel buio non è bellissimo, ecco. No, assolutamente, anche perché secondo me l'errore, perlomeno così lo percepisco da fuori, che ha fatto questo club, che secondo me a livello, cioè noi abbiamo raccontato la Torres con altre problematiche, cioè problematiche Sì. di non capire bene se potesse giocare ancora in Serie D, oppure abbiamo seguito la Torres quando non era neanche in Serie D, ok? Quindi sappiamo cosa ha comportato ciò, non si vuole attaccare da quel punto di vista i risultati o la serietà del club, Assolutamente. però a volte è troppo facile vivere di slanci, di ambizioni quando le cose vanno bene, però un club solido lo si vede anche nei momenti di difficoltà, e questa è una cosa in cui secondo me ancora la proprietà deve crescere, cioè metterci la faccia anche quando le cose non vanno bene, senza aver paura di prendersi delle critiche. Le critiche nella vita come nello sport sono naturali, anzi sono sane. Io mi aspettavo una crescita da questo punto di vista dopo il 7-1, e invece ci ritroviamo qui e secondo me non si è recepito bene il messaggio, che è arrivato come uno schiaffo a mano aperta nei playoff dell'anno scorso, e questo mi dispiace perché era un'occasione di crescita, secondo me, non un'occasione di cadere e non rialzarsi. Assolutamente. Andiamo Va col bene. terzo tema. Vai, non me lo ricordo neanche. No, sto scherzando. Mi ricordo benissimo tutto, anche perché Carboncino è un tema, visto che Pazienza ce l'ha nascosto da abile mago, Esatto. nelle ultime settimane, però ha giocato negli ultimi turni. Vedremo un po' se sarà centrale anche nella Torres che verrà, con Marco Sanna, con un altro tecnico. Sicuramente Giorico, Mastinu, Carboni, lo abbiamo visto contro il Carpi, è un'altra Torres. Poi vi potete dire non ha segnato, però comunque almeno in qualche occasione del tuo al pallone lo si è dato, meno Esatto. lanci, un pochino più di costruzione. Secondo me deve essere il nuovo acquisto del rossoblu, ma non per altro, perché torniamo a bomba al fatto che se mi racconti un progetto, io mi fido di quel progetto. Se tu mi racconti che questo è un giocatore centrale per te, non può succedere che fai il rinnovamento ed diventa un giocatore riserva e poi lo rimetti all'ultimo solo quando praticamente sei un po' disperato, e allora devi accontentare un po', dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Quindi non lo so, secondo me è un giocatore importante, però se non lo responsabilizzi e fa una stagione del vabbè, tanto per oggi piaccio, domani non piaccio, uno non cresce, due non avrà valore nel mercato, viene difficile capire qual è il gioco di questa Torres, no? A livello di lungo termine. Ho capito qual è il gioco a livello di breve termine. Gli anni scorsi, con quella che era la rosa, molto grande di età, si è provata a fare il massimo. Però a lungo termine qual è il gioco? Cioè, di fatto la Torres ha venuto solo Ruocco. Ruocco è stata l'unica cessione, neanche a cifre incredibili, ma lasciamo perdere quello, perché comunque questo è il mercato di Serie C, molto difficile vendere bene, specie se sei la Torres e non ti sei ancora costruito un nome, no? Come cantera della categoria. Però poi qual è il resto? Perché parti che vuoi fare rinnovamento, compri dei giovani, lo fai per un po' di turni, sei penultimo in classifica e bocci il progetto giovani, bocci il progetto minutaggio. Prendi i Carboni, lo paghi perché deve essere il tuo leader futuro, il tuo giocatore sassarese che rappresenta il territorio. Carboni sparisce per 10 turni. Lasciamo perdere i risultati, ok? Cioè il risultato del progetto tecnico con Pazienza non ha funzionato, ma il resto sta funzionando ancora meno, perché se prendo dei giovani che poi non mi sono utili, se un giovane lo compro e poi non lo uso, se per la fine devi sperare sempre che sia Diachité a salvarti o che sia Antonelli a reggere la baracca, capisci che hai cambiato per non cambiare. E infatti in campo contro il Carpi c'erano 9 undicesimi dell'anno scorso,
Assolutamente. C'è un qualcosa che non sta funzionando, capito? Al di là della scelta dell'allenatore. Perché Sì, quelle anche sono cose che passano sopra, ok? Cioè non è certo. solo la scelta del tecnico di metterti a destra o a sinistra, lì è proprio una visione del club. Mi sta un po' mancando la visione del club a lungo termine. Sì, no, assolutamente, anche perché ritornando sempre su Carboni si è visto contro il Carpi quanto può essere importante per questa Torres, perché comunque nelle altre gare si tendeva sempre a fare il solito lancio lungo alla ricerca del lavoro sporco di Musso, a far prendere colpi a Musso, però da un punto di vista di fraseggio tra le linee si è visto qualcosa solo quando è entrato Carboni, che tra l'altro insieme a Mastino sono due dei giocatori più qualitativi e danno, come hai detto tu, del tuo al pallone, e quindi in questo senso a me non mi è mai sinceramente convinto la spiegazione che veniva data sul perché Carboni non giocasse, ovvero perché sul pallone non ci arriva, sul perché appunto deve crescere fisicamente, però comunque quando sei in mezzo al campo, quando sei sulla tre quarti, quel piede che ha Carboni, l'attaccante lo servi, e poi arrivi all'11ª giornata, quando lo schieri, che magari lo metti in campo, però non c'è l'affinità giusta, e anche in questo senso vai a perdere qualcosa. Poi sulla visione, sulla strada che sta prendendo la Torres, allo stesso tempo ti dico anch'io, fatico un attimino a capire qual è la direzione. Secondo me si è cercato di andare un po' troppo avanti, di tirare un pochettino la corda passami il termine, sulla vecchia guardia, andando a prendere dei giocatori che si pensava che insieme al gruppo dello scorso anno, al gruppo storico, riuscissero a integrarsi bene, ma di fatto l'unico che ci è realmente riuscito è Sala. Poi gli altri, diciamo, Musso anche in parte, e poi gli altri hanno faticato, perché secondo me Musso è l'ultimo che ha colpa, perché se palloni non ne arrivano 3 gol è già un miracolo, ecco, che sia riusciti a farli, ecco, in questo senso qua. Sì, leggo gli ultimi commenti, parto dal malumore, no, della piazza, come quello di Giulia Pina, scusa Claudio, io col mio astigmatismo alle 18:30 leggo male, Claudio che dice società imbarazzante, silenzio colpevole da parte di tutti i dirigenti, mancanza di rispetto verso i tifosi e l'ambiente. Poi c'è il commento di Manuel che dice per adesso la delusione più grande rimane Lunghi, oggetto misterioso in campo, in effetti Lunghi aveva iniziato molto bene, poi vedremo, però si è un po' perso, vedremo se tornerà, no? Un po' il giocatore che comunque era stato apprezzato, soprattutto nelle primissime giornate, poi nelle ultime, se chi legge le nostre pagelle, a me non sta piacendo, si è capito, ma più che altro come sta giocando a livello di approccio, però credo che sia un giocatore di qualità che può tornare molto utile in ottica salvezza. Giovanni che ha scritto, salutiamo Giovanni, sai chi è Giovanni? Io non sono Roberto Pinna del Fanta 130. Attenzione, allora Quindi, lo mettiamo assolutamente. Bravo, esatto, solo che ha scritto un poema, ovviamente con Esatto. ChatGPT, perché conoscendo Giovanni da solo gli veniva male, però tocca un tema giusto, cioè quello che manca, secondo lui, giustamente anche un investitore, no? Per provare a far crescere il progetto. Vedremo, secondo me su questo tema magari a breve ci saranno anche degli sviluppi e ne parleremo. Va bene, Andre, siccome sono le 32, poi so che Aresu è puntuale lì, Esatto. lui è come... Sapete Mentana, quando gli davano la linea tardi, che criticava gli altri... Aresu è sì, così, sì, però sicuramente starà scrivendo qualche improperio in chat per sgridarsi. Sicuro, io adesso spengo, guardo e c'è Aresu che mi ha... Siamo già in ritardo, eccolo là. Avevo già... Perché lui fa le maratone, no? Fa le maratone Esatto. sul Cagliari e quindi, giustamente, qui a Buongiorno 131 stamattina, non l'ha mai spento, Esatto. Che non c'era stamattina Buongiorno 131, però vabbè. Esatto. È da ieri, infatti. Vabbè, lui e Luca Di Leonardo si divertono così. Insomma, grazie Andre per essere stato con me. Come sempre, domani non chiediamo pronostico perché ormai porta... No, basta pronostico. Vediamo, neanche Sassarese Medio l'ha azzeccato, cioè veramente. Sì, a parte che vabbè, Sassarese Medio ha dato proprio il colpo di grazia alla pazienza, ma conoscendo i ragazzi del Sassarese Medio era scontato. Però con la Torres ovviamente ci rivediamo già domani, live, pagelle, post partita, perché sappiamo dal club che Marco Sanna non ha parlato nel pre, ma parlerà nel post, ovviamente per via telematica, questo ci dispiace, però le cose vanno così. Però insomma live, pagelle e tutto quello che riguarda il mondo Torres lo trovate sul nostro sito. Restate con noi perché
va, diciamo, in archivio l'aperitivo Torres e inizia quello di Como Cagliari con me, che resto qua proprio su questa sedia, e il buon Francesco Resu. Ciao ragazzi, buona serata e sigla. Buona serata. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.